Cosa sono le biomasse? Come vedete, le biomasse si formano grazie alla sintesi clorofilliana, questo l'abbiamo imparato tutti, dai vegetali, che in qualche modo usano l'energia solare, guardate bene, quindi l'energia solare, per trasformarla poi in anidride carbonica, in cellulosa, eliminando praticamente quella che l'anidride carbonica che noi troviamo nell'aria. Sono biomasse, come vedete, le lame, foglie, frutte, semi, eccetera. Avanti. Quello che è importante ricordare è che nell'ambito di quella che è una filiera agroindustriale, le biomasse vengono divise in vari modi, cioè le biomasse legnose, i liquami zootecnici, le piante oleaginose, piante zuccherine, e vedete che normalmente le prime producono calore, le altre biogas, le piante oleaginose il biodiesel e le piante zuccherine il bioetanolo. Ovviamente con diversi impieghi proposti dal riscaldamento all'energia elettrica, riscaldamento in energia elettrica, motori diesel e motori a benzina, che vengono poi appunto usati per la locomozione. Avanti. Quello che è importante capire quando si parla di biomasse è quello che il potere intrinseco, quello che appunto viene chiamato il potere calorifico inferiore delle biomasse, che è il potere calorifico che una volta appunto che vengono portati a combustione determina quello che è l'azione della biomassa in diretta verso quello che è il riscaldamento del cosiddetto vapore. Badate bene che ogni qualvolta viene portata a combustione qualcosa, se noi poi vogliamo produrre dell'energia elettrica, dobbiamo sempre passare attraverso questa che è un meccanismo di riscaldamento dell'acqua, quindi abbiamo scoperto l'acqua calda che in qualche modo viene poi proposta in varie salse. Quindi è importante conoscere il discorso del potere calorifico, perché poi vedremo quanto questo limita la potenza di riscaldare l'acqua e in qualche modo quella che poi, come vedremo, è la scarsa resa delle centrali a biomasse. Avanti. Quali sono le insidie? Le insidie sono molto importanti. Mentre nel nord Europa non esiste una situazione del genere, in Italia, paese ovviamente dove la creatività finanziaria ma anche la creatività legislativa è particolarmente vivace, abbiamo che cosa? Il fatto che partendo appunto da decreti legislativi che poi qua potete vedere, ci sono tutta una serie di problemi, vai avanti, che mettono una cosa veramente straordinaria che può venire solo in Italia: la frazione biodegradabile dei combustibili viene in qualche modo paragonata a quelli che sono i combustibili derivati dai rifiuti, che si chiamavano un tempo CDR. Con un ultimo decreto ministeriale di Dini praticamente vengono chiamati combustibili solidi secondari. Avanti. Vedete come in realtà nel CDR di biologico ci sia veramente poco. C'è plastica, carta, parzialmente del legno, però prevalentemente, come vedete, sono le parti residuati e che residuano praticamente dai rifiuti, e in particolare per avere un buon potere calorifico bisogna avere una certa quantità di plastica, che è sicuramente molto più efficiente dal punto di vista appunto del potere calorifico rispetto a quello che è la biomassa di per sé. Avanti. Ora, no, si è andato indietro, poi avanti ancora. Qui vedete come appunto, se noi andiamo a vedere i vari poteri calorifici presenti sia nel legno ma in particolare nei rifiuti urbani e nel CDR dei vari
impianti di produzione di CDR, già ci rendiamo conto che questo tipo di combustibile non è assolutamente come dire, omogeneo. Abbiamo appunto dei diversi poteri calorifici a seconda che consideriamo il CDR di Roma, il CDR di Milano, eccetera, e questo relativamente al fatto che si differenzi molto o si differenzi poco e quindi ovviamente meno componente biodegradabile presente nel rifiuto e meno sarà il potere calorifico e viceversa. Avanti. Quello che è importante capire è un altro meccanismo, cioè già è stato introdotto il concetto di finanza che guida in qualche modo tutta una serie di impianti e sicuramente una delle invenzioni più straordinarie dei nostri legislatori è stata quella delle fonti assimilate alle biomasse e in particolare, come ben vedete, tutto questo correre verso questo tipo di impianti è legato appunto alla necessità e alla volontà di sfruttare degli incentivi statali, peraltro che la Comunità Europea non accetta, le fonti assimilate non vengono accettate dalla Comunità Europea e la cosa più buffa è che Italia continua ad andare avanti sotto infrazione e quindi scaricando quello che è il finanziamento europeo che viene negato sui cittadini attraverso la famosa voce A3 nella bolletta. Quindi il concetto, come vedete, le insidie delle biomasse sono proprio legate fortemente a questa ambiguità legislativa che in Italia addirittura riesce a far passare come biodegradabili i copertoni e quindi, o meglio, di origine vegetale anche i copertoni e le plastiche. Ovviamente una situazione veramente particolare che ci dice tutto su quella che è l'ambiguità della legislazione italiana, che peraltro è sotto infrazione rispetto a quella che è la normativa europea. Avanti. E come vedete il business c'è e come. Questi sono i dati praticamente sui finanziamenti attraverso appunto le forme di incentivo per quanto riguarda le biomasse e le assimilate. Come ben vedete le fonti rinnovabili, dove peraltro vengono compresi anche le biomasse e i rifiuti, ricevono solamente 1.758.000.000 e invece, come ben vedete, le fonti assimilate fanno la parte del leone in questo tipo di finanziamento. Quindi è bene evidente perché poi c'è una corsa a giocare o verso le assimilate e voi ovviamente siete i testimoni di quella che è la più grossa truffa che qui in Sardegna subiamo, che è quella della Saras, che produce energia attraverso appunto una fonte assimilata alle biomasse, che sono i residui dei rifiuti, cioè sono i rifiuti praticamente della raffinazione del petrolio. E come vedete la quantità è estremamente, cioè il volume di denaro che incentiva è estremamente alto, stiamo parlando di circa 4 miliardi e più e passa di incentivo. Normalmente se lo giocano 3 operatori in Italia, che sono Edison, Garrone e ovviamente la Saras. Fatevi un pochettino il 50% di questi 4 miliardi e 360 milioni vanno all'Edison, gli altri vengono invece indirizzati verso la Garrone e la Saras. Quindi all'incirca possiamo fare dei conti a spanne, circa 1 miliardo di incentivo l'anno per in qualche modo avvelenarci, e in particolare facendoci pagare contemporaneamente, come vedremo,
se abbiamo il tempo, anche di valutare quali sono i meccanismi di formazione del prezzo dell'energia, che appunto, essendo un'energia fortemente incentivata ed essendo sotto infrazione della Comunità Europea, in qualche modo deve essere scaricata su qualcuno. E chi sono questi qualcuno? Siamo noi, siamo tutti noi che in qualche modo siamo chiamati a sostenere queste fonti assimilate. Avanti. L'incenerimento in Sardegna, altro dato importante. Se noi andiamo a vedere quelli che sono i dati delle varie regioni, in Sardegna il grado già di incenerimento va oltre quello che è la media europea, che intorno all'11%, noi già inceneriamo circa il 21% dei rifiuti. Una condizione assolutamente barbara, in quanto ormai le direttive europee, anche la legislazione italiana, in qualche modo pongono il problema di non portare a combustione, cioè la combustione non va retroposta ed è anteposta invece quello che è il recupero della materia post utilizzo e post uso. Avanti. Come vedete, sul compostaggio invece siamo molto indietro, cioè ci porta a compostaggio sicuramente poco, solo 12.000 di quelle che sono approssimativamente le 400.000 tonnellate di biodegradabile, noi portiamo a compostaggio solamente un 21%. Avanti. La centrale a biomasse, avete già sentito molto di quella che è la centrale termica da 205 megawatt, in buona parte con una caldaia a biomasse, ma prevalentemente con una caldaia a FOC. Però vediamo un pochettino di ragionare in termini proprio numerici su come poter alimentare questa eventuale caldaia a biomassa, perché è molto interessante capire che cosa poi ci comporta in termini di consumo di territorio. Allora, nello studio di impatto ambientale presentato da Eni si parla di 250.000 tonnellate per una potenza elettrica di questa centrale a biomasse di 43,5 megawatt. Ora, in realtà, siccome i principi della termodinamica comunque sono universali e Eni in qualche modo dovrebbe uniformarsi a questi principi, per produrre una tale potenza non è vero che sono necessari 250.000 tonnellate con un potere calorifico di 3.500 kcal per chilogrammo, ma abbiamo necessità del doppio di questa biomassa. Quindi non 250.000, ma bensì dalle 500 alle 600.000 tonnellate l'anno. Quello che è interessante vedere nello studio di impatto ambientale è che in realtà la fattibilità del progetto generale dovrebbe basarsi sulle evidenze scientifiche. In particolare, una delle cose più importanti è dare già nello studio di impatto ambientale quelle che sono le produzioni, la possibilità di produrre una tale quantità di biomasse. E badate bene che nello studio di impatto ambientale proprio il clou, cioè della progettualità, cioè quello di dimostrare che è possibile produrre una tale quantità di biomasse, in realtà manca. Noi abbiamo appunto l'assenza dell'allegato 4.1 che addirittura viene, come dire, annunciato nello studio di impatto ambientale, ma non viene, come dire, prodotto. Quindi nel momento in cui ci troviamo in una situazione del genere, capiamo bene che la serietà anche degli ingegneri dell'Eni in qualche modo può essere messa in dubbio, perché praticamente nell'ambito di quello che è il quadro progettuale manca il punto fondamentale relativo appunto a quello che è la garanzia di avere un approvvigionamento di biomasse in tale quantità.
Altrettanto importante è il discorso di quanti ettari di terreno noi dovremo sacrificare per produrre una quantità di biomassa tale. Non esistono appunto sperimentazioni in Sardegna su quella che è la resa, o meglio ci sono delle sperimentazioni come dire estemporanee, possiamo chiamarle così, sperimentazioni legate a certi personaggi più che del mondo scientifico, ma sono personaggi invece inseriti nelle tresche politiche, che in qualche modo hanno prodotto qualche decina di ettari di cardo, dove la quantità di cardo prodotta è molto bassa, cioè molto meno del 5%. Noi siamo stati comunque buoni quando abbiamo esaminato come ISDE Ordine dei Medici, e quindi gli abbiamo assegnato almeno una produzione media di circa 5 tonnellate per ettaro. Ora, per produrre queste ritorno indietro un attimo, per produrre una quantità tale dovremmo gestire almeno dai 100.000 ettari a cardo, e poi vedremo che cosa significa questo, i 100.000 ettari a cardo, con una produzione media di 5 tonnellate per ettaro. Avanti. Ora badate bene che già questo a conferma di quello che dicevamo, quando la regione autonoma propose il famoso inceneritore di Ottana, dove esisteva un approvvigionamento doppio, cioè era un inceneritore da 40 mega, fatto 20 da rifiuti e 20 da biomasse, e loro stessi appunto dicevano che con questo potere calorifico di 3.500 kcal per chilogrammo, che poi corrisponde all'incirca circa 12,20 megajoule per chilogrammo, ci fosse la necessità di approvvigionarsi di questa quantità, cioè di oltre 200.000. Quindi i conti tornano, e si parlava solamente di 20 megawatt, non di 40. Quindi, come vedete, oltre 290 tonnellate appunto l'anno. Avanti. Quindi, come vedete, quello che poi emergeva specialmente dal piano forestale e ambientale regionale, che si aveva solamente la possibilità su 80.000 ettari di territorio boscato con macchia di avere massimo 300.000 tonnellate l'anno. Quindi è evidente che le biomasse non potevano essere autoctone, cioè non legate a quello che è la pulizia, lo sfalcio, eccetera eccetera, del nostro patrimonio boschivo, e quindi in qualche modo era evidente che anche l'operazione di Ottana, ma questo può essere riportata su Eni, sull'iniziativa dell'Eni, non garantiva mai un approvvigionamento. Ricordatevi quel decreto legislativo che equipara le biomasse ai rifiuti. È evidente che l'obiettivo principale, tenendo conto che quei riferimenti legislativi sono riportati più volte nel protocollo d'intesa e anche nello studio di impatto ambientale, è evidente che probabilmente, ovviamente nessuno può fare il processo alle intenzioni, però è evidente che in una situazione del genere la biomassa, tra virgolette, disponibile in Italia prevalentemente sono i rifiuti. In particolare ben sapete che sono tanti rifiuti, tante ecoballe ben occultate nel napoletano. Avanti. A questo punto ci poniamo i problemi, ed è importante che voi abbiate questo concetto. Quando si parla di biomasse rispetto all'inceneritore di rifiuti, in qualche modo noi pensiamo che sia un qualcosa di pulito, cioè la biomassa di per sé è biologica, quindi pulita.
In realtà ormai ci sono degli studi che mettono bene in evidenza come, a parte che portare a combustione un combustibile solido crea più inquinamento di un combustibile liquido e più inquinamento di un liquido di un combustibile gassoso. Quello che è importante capire è come in realtà da studi ben recenti, ben documentati, mettono in evidenza la grande produzione di particolato sottile, ultrafine, inferiore al PM01 e in particolare di quelle famigerate nanoparticelle. Quindi in realtà se ci fosse qualcuno che pensa che le biomasse sono pulite, in realtà non sono per niente pulite, ma questo ce lo dimostra anche se noi andiamo a vedere quello che le cose che vanno proposte da ENI nello studio di impatto ambientale per quanto riguarda i vari componenti da controllare. Come vedete, a parte le polveri totali, invece di parlare di almeno del PM05, non dico del PM01, parlano di polveri totali da controllare, però come vedete abbiamo anche le famigerate diossine e furani che vengono prodotti, e questo lo dichiara ENI, dalle biomasse. Quindi già il concetto se le biomasse siano pulite o no già è ben dimostrato da questo punto di vista. Termodinamica alimentata a metano, per il monossido di carbone abbiamo circa 500 microgrammi per normale metro cubo rispetto ai 30. Per quanto riguarda le diossine non viene neanche presa in considerazione il concetto che debbano essere misurate, per cui quando dicono ah sì ma state tranquilli, vi monitorizzeremo le emissioni minuto per minuto, in realtà la legge non glielo richiede, per cui immaginatevi se questi qua poi vanno contro legge, assolutamente si uniformano verso quelle che sono le condizioni a loro favorevoli. Per cui il non dover controllare le diossine è sicuramente un elemento che non si fanno sfuggire. Avanti. Ceneri di biomasse, anche questo è estremamente importante, sono ceneri con contenuti di sostanze tossiche molto importanti, come vedete cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, e quindi addirittura queste quantità sono superiori a quelle che noi ritroviamo nelle ceneri da combustione di carbone, per cui capite bene che non sono ceneri qualsiasi, sono ceneri importanti dal punto di vista tossicologico. Avanti. Altre sostanze, qui vi porto un esempio, per esempio l'acido sulfidico è stato ritrovato da poco ed è una sostanza peraltro anche cancerogena. Avanti. Quello che a me interessa a questo punto porvi come problema è un altro problema molto importante, cioè quella del consumo del territorio relativamente a quella che è una produzione energetica. Badate bene che per quanto riguarda il fotovoltaico, per produrre circa 1600 megawatt, che sono circa 700 megawatt in più rispetto a quello che è il nostro picco quotidiano odierno, che è di 900, noi abbiamo bisogno solamente di consumare 70,56 km quadri per invece produrre solo 40 megawatt, non 1600, solo 43,5 megawatt. Noi abbiamo bisogno, come abbiamo visto, di circa 1200 km quadri per produrre solo questa quantità. Quindi capite bene che la quantità impiegata e le rese sono assolutamente a favore del fotovoltaico. Per cui da questo punto di vista dobbiamo in qualche modo ben capire quali sono le side delle biomasse, ma quelle che sono anche le qualità, per esempio, del fotovoltaico, che ci permette di raggiungere fabbisogni, di produrre oltre quello che è il nostro fabbisogno, con una capacità, con una resa ormai media appunto di questi pannelli che abbiamo adesso. E qua vi ho fatto vedere
quanto territorio dobbiamo consumare per alimentare, altro che Nurra, qui ci usciamo sino a Macomè, scusate se vi invadiamo. Siamo già messi bene per controllare. Avanti. Già dato. Quello che è importante capire è come noi dobbiamo imparare ad usare le rinnovabili, cioè in qualche modo questa corsa a, tra virgolette, alle rinnovabili poco verdi, in qualche modo ci ha allertato e ha fatto maturare in noi un atteggiamento di antagonismo nei confronti anche delle fonti di energia rinnovabili come il solare, eccetera. Questo secondo me in qualche modo noi lo dobbiamo mettere in discussione, cioè non sono le rinnovabili cattive, sono l'uso cattivo che si fa delle rinnovabili, e in particolare questo connubio che esiste tra produttori o progettisti di energie rinnovabili e la connivenza con la finanza, e in particolare con tutto quel meccanismo di incentivazione particolare. Per cui a questo punto dobbiamo in qualche modo pensare a una narrazione di quello che può essere un nostro processo di trasformazione della produzione energetica. È una delle cose che normalmente i sapientoni, gli ingegneri sapientoni dei vari gruppi monopolisti di produzione energetica da combustibile fossile, che cosa vi dicono? Vabbè, voi siete bravi, siete idealisti, non avete capacità tecnica nel capire quelli che sono i problemi. La combustione da fossili vi dà una produzione durante tutto l'arco della giornata, senza tener conto che nell'arco della giornata noi abbiamo diversi bisogni quando c'è la luce e diversi bisogni invece quando andiamo a letto, perché spegniamo le luci e consumiamo di meno. Per cui già pensate bene che il consumo ha un ciclo quasi di tipo naturale, ma il problema su come poi risolvere quello che è il problema della interrompibilità delle fonti rinnovabili è ben ormai acclarato e ben conosciuto attraverso appunto quello che è lo schema di una centrale eolico-fotovoltaica, dove praticamente quello che è l'idroelettrico, praticamente altra fonte rinnovabile, viene sfruttata la notte per garantire quello che è il fabbisogno notturno, immagazzinando di giorno quella che è l'esubero della produzione di energia rinnovabile. Quindi questo problema è facilmente superabile ed è già facilmente superato. In Brasile c'è la famosa integrazione appunto tra produzione di rinnovabili e la cascata di Iguazú, che è una delle più grandi e quindi è ben conosciuta, avanti, quindi è già risolto. Ma noi abbiamo la possibilità di fare una cosa del genere qui in Sardegna. Badate bene, qui in Sardegna noi abbiamo pochissima attenzione all'idroelettrico. La scorso anno è scaduto quello che è la concessione che la regione sarda ha dato ai bacini idroelettrici che in questo momento vengono gestiti dall'Enel, però in questo momento sono ritornati alla regione, quindi chi appunto ha un ruolo importante anche a livello regionale deve porsi il problema di verificare che cosa bolle in pentola oppure bolle in qualche modo, per capire che cosa sta succedendo di questi bacini idroelettrici, perché badate bene quanto è importante solamente un bacino, che è quello del Taloro, convertibile appunto anche questo in idroeolico fotovoltaico, e vedete che la potenza di questo bacino nella produzione è di circa 340 megawatt, quindi una quantità che assolutamente da sola farebbe cioè sarebbe sufficiente per garantire quella che è il nostro consumo notturno. Solamente un bacino, non considero quelli del Flumendosa, quelli del Covinas, eccetera. E badate bene,
come appunto c'è la possibilità, qui c'è la stazione di pompaggio di benzone che può essere attivata durante il giorno per immagazzinare in qualche modo la rinnovabile in eccesso, ripompare verso l'alto e di notte far riscendere per produrre dell'energia elettrica che a noi fa bisogno. Questa soluzione, badate bene, la usa l'Enel in Val d'Aosta, se poi abbiamo tempo ve lo faccio vedere, per gestire quello che è l'esubero di energia elettrica notturna prodotto dal nucleare francese. Quando vi dicono ma noi siamo costretti ad importare l'energia dalla Francia, non è che siamo costretti noi, è conveniente all'Enel, che compra a bassissimo costo, a 20 euro a megawattore, l'energia in esubero della Francia, perché le centrali elettriche, al contrario del ciclo naturale che abbiamo visto del consumo, devono consumare anche di notte la stessa quantità, quindi viene svenduta questa energia elettrica e viene immagazzinata appunto con questo meccanismo dalle centrali idroelettriche valdostane e poi rivenduto il giorno dopo a caro prezzo. Avanti. Qual è l'altro problema importante che in qualche modo ci può aiutare a, come dire, a sviluppare questa narrazione di un sistema di transizione? Le cosiddette smart grid, cioè noi ben sappiamo qual è stata l'importanza di internet nel scambiarci delle informazioni l'un con l'altro e quindi rompere quello che è un meccanismo centrale di produzione dell'informazione come avveniva con la televisione, e noi in qualche modo subivamo questo tipo di informazione. I social network, internet eccetera eccetera ci hanno fatto vedere quanto sia possibile arrivare a quella che è un'informazione invece in qualche modo democratica. Ora esistono ormai dei progetti ma anche delle realizzazioni importanti su quello che è la smart grid, cioè la gestione della rete di distribuzione in maniera intelligente, individuando quelli che sono i settori che stanno producendo di più e in qualche modo indirizzando verso quello che è appunto la zona invece che produce di meno questo esubero di energia. Questo magnificando quello che è un fenomeno del risparmio energetico, perché ovviamente non si perde niente, quindi in qualche modo è importante. Ma voi dite, ma queste sono cose futuribili. Avanti, non sono assolutamente cose futuribili, è lo stato dell'arte in questo momento. Questo è il progetto del super grid europeo finanziato lautamente dalla Comunità Europea, che addirittura si pone il problema di creare dell'area dove si accentua questo progetto di transizione. Il patto delle isole firmato da un, credo, come si chiama il nostro presidente della regione? Non me lo ricordo, Okay. già dimenticato. Allora, un personaggio che non ha capito che cosa stava firmando. Il patto delle isole appunto prevede che la Sardegna addirittura sia capofila in Europa per sperimentare queste cose. E quello che è assurdo è che questa persona non se ne sia neanche reso conto, cioè continua a che cosa? A subire quella che è l'interferenza, detto bene, dell'ENI, che in qualche modo, come vedete bene, l'Italia è fuori da questa progettualità, la Sardegna è dentro. Vedete dove dovrebbe passare la griglia? Paradossalmente l'ENI, con un meccanismo di corruzione nei paesi terzi, ma io non so proprio se gli algerini poi alla fine siano, come dire, abbiano molto più valore dei nostri politici, non so se rendo l'idea, chissà, perché le tangenti arrivano a loro e qui probabilmente non piove niente, lo fanno per buon cuore. Per un po' lo fanno solamente, anche se per esempio, altro dato importante, siccome nella finanziaria c'erano 150 milioni di euro per il gas che la FIRS ha finanziato,
sarebbe interessante sapere dove diavolo siamo finiti questi 150 milioni di euro. Quindi una cosa che Claudia, che tu sei una portavoce di tutte di questi interrogativi che i cittadini si portano dietro, e anch'io ritengo un cittadino con tanti interrogativi, è importante capire dove vadano a finire questi soldi. E come badate bene, appunto, c'è questa progettualità propositiva che vede addirittura, badate bene, ci sono circa 400 e passa miliardi di euro che la comunità europea ha stanziato per queste progettualità positive, in particolare per quella che è un progetto di transizione totale anche per l'Europa. La Sardegna non può non essere dentro questo progetto perché la comunità europea ci ha identificato come un luogo privilegiato per sperimentare e portare avanti e attuare questo processo di transizione. E questo sicuramente è il nostro compito in questo momento, cioè essere propositivi, capire quali sono i problemi, quali sono i contesti internazionali in cui ci muoviamo, e capiamo bene come Eni, da questo punto di vista, che non è dentro questa progettualità, vede male queste cose, cerca in qualche modo di ostacolarle in tutti i modi. Nella provincia di Sassari in questo momento viviamo un antagonismo così strano tra Eni ed E.ON, e che non è legato così alla bontà dei beni che, come abbiamo visto, ne ha fatto che Carlo in Francia nel nostro territorio, ma è semplicemente una conflittualità che vede due entità industriali, peraltro importanti, però con riferimenti diversi dal punto di vista del contesto internazionale, scontrarsi fra di loro per cercare, almeno da parte dell'Eni, con l'aiuto dei nostri amministratori, dei sindacati, eccetera, eccetera, che addirittura sono pronti a chiudere il gruppo 1 e 2 a oleocombustibile, per favorire praticamente Eni, perché loro sull'Eni non dicono niente, non si deve assolutamente dire niente dell'Eni, non porsi dei problemi dell'Eni, quindi è bene ormai il manifesto questo tipo di scontro, è contestualizzato in questa problematica più ampia rispetto alla nostra isola, che è il riferimento europeo, sicuramente è importante conoscere. Avanti. E questo vi ho portato appunto l'ipotesi di Rifkin, e in questo momento in maniera entusiastica sto leggendo appunto la terza rivoluzione di Rifkin, la terza rivoluzione industriale, che proprio ben evidenzia qual è il nuovo modello, una struttura del sistema che non è più centralizzata ma è diffusa, netta separazione tra produzione e centri di consumo, poi la rapida crescita dell'autoproduzione industriale agricola ma anche residenziale messa in comune con il surplus anche dei residenti, poi generalizzazione dell'autoproduzione e centrali integrati diffuse, quindi non centrali di produzione invece energetiche con combustibile, e vedete quali sono tutte le scale di questa progettualità estremamente importante, cioè verso una generazione distribuita e un'integrazione attraverso la rete di comunicazione informatica non solo delle informazioni ma anche della distribuzione energetica. Avanti. E ovviamente una cosa che non si può assolutamente ricordare, forse il mio amico architetto Virdis adesso mi guarda con un po' di diffidenza, in realtà il discorso è questo: una delle cose più importanti quali sono? Non dobbiamo dimenticare nell'ambito di questa carrellata e questa narrazione di un progetto di transizione, non solo quella che è la produzione energetica di base appunto elettrica, ma dobbiamo ricordare un altro elemento fondamentale che riguarda appunto il consumo del nostro territorio. Una delle cose più importanti è che il settore primario agroalimentare è la fonte primaria di energia, cioè è il nostro cibo.
Noi sì, possiamo in qualche modo tentare di mettere le dita nelle prese per cercare di trovare energia, però questo non è sempre conveniente. La forma di energia più importante per il nostro organismo sono gli alimenti. La Sardegna in questo momento si trova appunto da questo punto di vista in una situazione veramente incresciosa. Negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto la produzione del grano duro, addirittura non siamo più in grado, del 50%, non siamo più in grado di assicurarci quello che è il nostro pane quotidiano. Uno mi dice sì, però le produzioni agricole si abituino a stare sul mercato, no? Ma pensate voi, se noi togliessimo quel 1 miliardo e passa di incentivo alla Saras, avrebbe la capacità di stare sul mercato? Ci ritroveremo probabilmente l'Inter in Serie C nel giro di 2 anni, ma ancor più dal punto di vista della produzione questa situazione andrebbe immediatamente in crisi. Quindi il discorso delle incentivazioni a questo punto sono fondamentali. Cioè, se noi vogliamo cambiare modello di sviluppo dobbiamo capire come incentivare e che cosa incentivare. In questo momento una mia riflessione che vi faccio, probabilmente c'è tutto questo grande entusiasmo e dibattito sulle zone franche, no? E in particolare, se poi avete visto, la prima zona franca è Porto Scuso, come se ce ne fosse bisogno che sia franca. Cioè, pensate che se noi pensiamo alla vicenda dell'Alcoa, l'Alcoa è stata comprata per 500 milioni di euro, ha lasciato nel territorio nei 10 anni 900 milioni di euro e ha ricevuto 3 miliardi e mezzo di incentivi, più zona franca di così. Quindi da questo punto di vista è una zona che voi conosciate. La Sardegna è la regione più inquinata d'Italia. Non è vero che noi siamo solamente canti a tenores e belle spiagge, eccetera, eccetera. In realtà noi siamo, come vedete, la regione che ha 445.000 ettari di terreno rispetto ai 345.000 ettari della Campania. Cioè io dico sempre, sapete bene qual è l'interferenza sulla gestione dell'ambiente della malavita organizzata in Campania. La nostra classe politica, senza collaborazione con la malavita organizzata, in qualche modo è riuscita a fare anche di peggio, no? Quindi, di peggio rispetto al territorio, di meglio rispetto ovviamente alle performance della malavita organizzata. Per cui in qualche modo qualcosa ce lo dobbiamo porre come problema. Qualcuno mi dice ma forse la malavita organizzata qui in Sardegna non si svilupperà mai. Che bisogno ne abbiamo? Cioè, che bisogno ne abbiamo? Avanti. Ora, ovviamente voi state a Cagliari e pensate di essere in una situazione idilliaca. Guardate bene come il sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente in qualche modo cerca di aggredirvi. Vedete che là c'è Sarroch, ci sono tutta una serie di paesi che in qualche modo vi sono familiari. Per cui a questo punto forse qui a Cagliari bisognerà porsi dei problemi in maniera impellente. Cioè quello che un atteggiamento, noi nordici della Sardegna vediamo un pochettino in Cagliari una città con un lassismo, ma io non ci credo che sia così. Il fatto che qui siamo assolutamente una riunione con tante persone, in particolare giovani, fa vedere che in realtà questa sensibilità non manca a Cagliari. Bisogna semplicemente organizzarla e dare in qualche modo delle dritte, cioè capire come muoverci in maniera, come dire, condivisa con tutto il resto della Sardegna. Cagliari non è una città che non ha problemi rispetto a quelli che sono i problemi che appunto Paola Pilisio vi ha raccontato per quanto riguarda Porto Torres.
Badate bene che voi non siete fuori da una situazione di questo genere, cioè un sito di interesse nazionale che vi lambisce, poi vedremo anche qualche dato epidemiologico, sicuramente non vi deve far dormire sonni tranquilli, dovreste in qualche modo porvi dei problemi. Avanti. Quello che è importante appunto nel sito Sulcis Iglesia Inte, ma come avete visto avete compreso anche Sarroc, per gli uomini e le donne è presente un eccesso di mortalità per l'apparato respiratorio e in particolare per il tumore della pleura, poi ci sono anche un eccesso di mortalità per le condizioni morbose perinatali, e questo è un dato importante. Non sono dati miei, sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che appunto l'anno scorso, a novembre, ha pubblicato questi dati epidemiologici sui SIN in Italia. Avanti. Si può morire di sviluppo da SARS? Avanti. Guardate un pochettino, questi sono i dati generali dello studio di Vigeri, dove si vede che la mortalità, il tasso di mortalità indicizzato per età per 1000 abitanti è maggiore, diciamo, negli uomini rispetto a quello che è la condizione stessa nel continente italiano. Per le donne questo non è, però per tutta la Sardegna. Avanti. Quello che è importante capire è che in Italia un abitante su 10 vive in un sito di interesse nazionale, in Sardegna un abitante su 3, quindi in qualche modo abbiamo un altro primato importante. Qui vedete quali sono i dati relativi a quelli osservati e a quelli attesi, sia per tutti i tumori, per il tumore del polmone, per il sistema linfopoietico, per il linfoma non Hodgkin, e qui vedete che la SARS la fa da padrone dal punto di vista diciamo delle cause di mortalità aumentata rispetto a quello che è il riferimento regionale generalizzato. Avanti. Questo è la mortalità per patologia neoplastica, quella era l'incidenza della mortalità. Come vedete anche qui le cose non vanno bene. Avanti. E vi ricordo Porto Torres anche, come vedete i tassi di mortalità sono il più 2%, il più 18% rispetto addirittura al più 34% nell'ovaio, il più 21% nelle donne. Quindi questi sono dati, badate bene, del registro tumori, che poi diceva ma va tutto bene signora la Marchesa, che intendo signora Marchesa Leni praticamente, perché? Perché in realtà volevano in qualche modo nascondere peraltro dei dati che sono loro, che Leni nello studio di impatto ambientale non ha potuto disconoscere, addirittura li ha riportati per intero, per cui questa è una tabella presentata da Leni, per cui credibile ovviamente. Avanti. Ma badate bene quello che succede per esempio nel vostro amato Golfo degli Angeli, dove anche voi siete compresi. Questi sono dati dalla SL numero 8, sono dati del 2008 che ancora giacciono in un cassetto della SL numero 8. Che ben mette in evidenza alcune cose importanti. Come vedete mi concentro solo su un dato per farvelo capire meglio. Nei maschi i casi attesi erano 637,9, quelli riscontrati di malattie emolinfopoietiche, linfomi, leucemie eccetera, e di 879, circa 242 casi in più rispetto a quelli attesi. Relativamente a che cosa? A quelli che sono i dati della penisola italiana, dove ovviamente sapete che là sono comprese l'area del Napoletano, l'area della Padana, l'area padana o della Padania adesso, visto che Maroni è diventato presidente della regione, e ben capite qual è la situazione nel Cagliaritano. E la cosa più interessante è vedere, specialmente per quanto riguarda il sesso maschile, l'incremento dell'incidenza proprio in questa zona. Voi sapete che cosa c'è? Là c'è
un inceneritore e una raffineria importante. E ben sapete a questo punto com'è la situazione. Avanti. Ora, badate bene, questo è uno studio della comunità, della Commissione europea, in particolare di quella che è l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che mette in evidenza una cosa. Hanno preso in esame circa 2000 industrie, hanno poi calcolato quello che era l'impatto sanitario e si sono accorti che il 50% dell'impatto sanitario era legato a 191 industrie. La Saras in tutta Europa è al 69° posto, e questo non lo diciamo noi, lo dice la Comunità Europea, o meglio la Commissione Europea. Quindi badate bene che le cose sono abbastanza anche compromesse a Cagliari, cioè non è solamente sola sella del diavolo, il poeta, Cagliari è anche questo. Avanti. Si può morire di sviluppo da Cacic. Questa è una cosa molto interessante, perché il Cacic, come sapete, è un consorzio pubblico-privato. La cosa più strana è che il pubblico ha come partner una società che ha sede nelle isole Cayman, chissà perché. È una cosa che comunque è importante che voi conosciate. Avanti. Guardate, mi interessa farvi vedere delle cose. Allora, questi sono i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti. Vediamo come la Syndial svetta, per cui Porto Torres, e allora erano i tempi della Vinis prevalentemente, cioè della Vinis e l'Ineos in quel tempo. Vedete però, concentriamoci su questo 0,02 kg di diossina praticamente emessa dal Casic, perché in quel tempo si chiamava Casic. Avanti. Guardiamo l'anno dopo, c'è una riduzione, siamo 0,012 kg. Avanti. Nel 2004 appunto vengono confermati questi dati. Avanti. Qui siamo appunto sempre nel 2004, si è scesi per le diossine a 1,2. Avanti. La cosa più importante, prendiamo appunto l'ultimo dato, quello 0,02 kg per anno, 1,2 grammi per anno, che corrispondono a circa 1200 mg per anno. Se io divido questi 1200 mg per 365 giorni di attività, arriviamo a circa 3, passa microgrammi per chilogrammo. Ora, l'unità di misura della diossina, che è fortemente cancerogena, viene misurata praticamente in picogrammi, che sono 1/1000 di millogrammo, quindi noi dobbiamo moltiplicare appunto per 1 miliardo, abbiamo in picogrammi circa 3 miliardi e passa. Se noi dividiamo per 140, che è la dose tollerabile per una persona adulta, cioè con 2 picogrammi per chilogrammo, noi ci ritroviamo una quantità di diossina che può essere, come dire, che ricade, se noi andiamo a fare questo calcolo, sono dosi utili per circa 23.487 passa abitanti. Cagliari mi sembra che non arrivi a una popolazione così alta, no? Quindi capite bene che la quantità di diossina è abbastanza alta. Voi vi porrete avanti, dice avanti, no, avanti. Ecco, poi uno dice, la cosa più interessante è che nel 2005 non vengono più riportati questi dati e il Cacic, o il Casic in questo caso, come vedete, non ha cessato l'attività, ha cessato quella che si chiama appunto l'autocertificazione che questi impianti
devono alla Commissione europea, in particolare all'EPER e all'ISES, che è il riferimento italiano di questo registro delle emissioni inquinanti. E come vedete qui non hanno più riportato niente emissioni di diossine, pur essendo l'attività dei vari forni della linea A, della linea B, della linea C e del forno rotante in attività. Quindi in qualche modo c'è qualcosa che non ci torna. Probabilmente quelli che sono gli organi deputati a controllo qui nel Cagliaritano non sono più così efficienti come si vorrebbe far credere. Avanti. E badate bene, qui c'è un dato relativo alla quantità di diossine, in particolare di PCB, in avanti, in dei latti, nel latte delle pecore di queste aziende che sono a ridosso dell'inceneritore del Cacic. Avanti. Quello che emerge è importante per quanto riguarda specialmente le PCB che sono superiori a quelli che sono i limiti europei consentiti per questo. Voi non ne sapete niente, ma anche la De Francisci, che si dibatte con la peste suina, che è una bufala. La peste suina è semplicemente una malattia economica. Nel momento in cui la classe politica continuerà a premiare chi ha la peste suina e non premiare chi non ce l'ha, eventualmente diventa non una malattia contagiosa, ma una malattia, tra virgolette, economica, cosa che non vogliono capire. Però da questo punto di vista sicuramente la nostra amica Simona Di Francisci non si è posta il problema invece di smettere, o meglio di valutare qual è la compromissione appunto da inquinamento del latte delle aziende che stanno intorno ad Assemini, per intenderci, e là si apre un discorso molto importante. Quando c'è una condizione di inquinamento, paradossalmente non si va a perseguire l'inquinatore, ma si mettono delle restrizioni nei confronti dell'inquinato. L'abbiamo visto a Quirra, l'abbiamo visto da altre parti, come per esempio a Porto Torres, tutta la Darsena, dove c'era l'attività di Mastro d'Ascia del cantiere di Polese, eccetera eccetera. Non è che si sono posti il problema di indennizzarlo, l'hanno accusato di stare dentro un'area inquinata, come se fosse lui l'inquinatore. Non so se rendo l'idea. Ora è chiaro che da questo punto di vista dobbiamo avere la massima chiarezza, cioè non sono i pastori qua che vanno eliminati, non so se rendo l'idea, ma la fonte di inquinamento, cioè non sono i militari che devono rimanere i pastori, che sono loro gli inquinati per quanto riguarda qui. Ora su questo sinceramente la politica esprime normalmente dei comportamenti schizofrenici quasi sempre a favore dell'inquinatore e non dell'inquinato, per cui da questo punto di vista dobbiamo essere bene corazzati e capire bene le cose. Avanti. C'è il terzo modulo, ve lo lascio perché è pesante, è il sistema di produzione energetico in Sardegna, eredità attuali della combustione da fonti fossili e la truffa delle similacre.